innegabile che il concetto di grotta faccia venire in mente caverne adornate di spettacolari formazioni rocciose come stalattiti e stalagmiti, tipiche delle zone carsiche ricche di roccia calcarea. Poiché questo tipo di geologia non è presente nel Granducato, gran parte delle caverne è quasi del tutto priva di concrezioni. In molti casi, si tratta di grotte tettoniche, tipiche delle zone ricche di pietra arenaria. In genere si formano per spaccatura di pareti rocciose seguite da crolli di una certa entità. Ciò implica cavità meno spettacolari e fortemente limitate in estensione e profondità. Nonostante i suoi circa 160 metri di sviluppo, la grotta Gimanopo rientra in questa categoria di grotte. Eppure, la natura ci può regalare meraviglie nei luoghi più impensabili. Giovanissime stalattiti e stalagmiti, drappi, colate, iniziano ad appropriarsi delle pareti sterili di una grotta apparentemente inattiva. Concrezioni che col tempo, e col rispetto di chi le osserva, potranno impreziosire questa cavità già ricca di storia.